Eccoci ancora insieme per parlare di formazione questa mattina. L'abbiamo fatto sul versante lombardo, adesso lo facciamo sul versante veneto con Alessandro Callegari, che è un docente dell'ENAIP Veneto, in particolare insegna a Noale. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Docente di meccanica, quindi Sì. in tema assolutamente con questa sfida che ha interessato i ragazzi del progetto Augustus e in tema anche con i go-kart che poi vengono realizzati dai ragazzi, anche nella sua scuola. Sì, anche nella nostra scuola. Questo progetto è un progetto per noi bellissimo perché porta i ragazzi, oltre a sfruttare le competenze che imparano in classe, a lavorare realmente su un qualcosa di vero e a portarli in una pista dove loro mettono giù un loro progetto, quindi una loro lavorazione, una squadra, creano un team, creano proprio una vera e propria famiglia. È una cosa bellissima andarli poi a vedere quando gareggiano. E lei come docente è il coach, diciamo, della faccenda? Sì, noi tutti riusciamo a fare il coach perché è l'insieme, è il gruppo, è il centro per esempio di Noale lavora e tutti spingono per aderire a queste attività che sono bellissime sia per i docenti sia per i ragazzi. Quindi diamo una possibilità a questi ragazzi di riuscire a crescere non solo nelle aule tecnologicamente, studiandosi i libri, ma andando proprio a metter mano e a dare delle responsabilità e delle mansioni a ciascuno dei ragazzi. Tra l'altro io sto sfogliando qui un volume che è molto bello, che mostra le immagini di questi ragazzi che negli anni si sono diplomati all'interno delle diverse scuole di formazione professionale dell'ENAIP e che alla fine sono riusciti a crearsi una propria strada. È molto bello poi vedere e tenere un po' il polso della situazione, vedere quello che è successo poi fuori dalla scuola, no? Sì, diciamo, ci sono grosse soddisfazioni anche da parte nostra, anche perché tante volte tieni anche i contatti con gli allievi tante volte ti telefonano perché abbiamo ancora un buon rapporto, diciamo, e ci dicono: ma vedi, sono riuscito, sono arrivato, lavoro nell'attività dove mi ero proposto di andare a lavorare, quindi per noi docenti del centro è una soddisfazione immensa, penso sia una cosa veramente ripagante, diciamo, trovare questi ragazzi che per noi erano ragazzini, sono diventati uomini, però alla fine hanno dato sfogo alla loro passione, che è la meccanica. Tra l'altro su questo volume che è fatto proprio per il progetto Fuori Classe, cioè le attività che i ragazzi fanno al di là di quello che è l'orario di formazione scolastica classico, c'era scritta una frase veramente molto bella, perché dice: queste sono le persone che veramente con le proprie mani hanno costruito il nostro paese, che ci hanno messo il cuore ma anche le mani. Certo, perché noi siamo dell'idea che sono i giovani ormai il futuro, quindi sono loro che dobbiamo istruire, far crescere, fargli capire tante cose che noi sappiamo, logicamente questo anche grazie al centro che ci dà la possibilità, l'ENAIP ci dà la possibilità di fare queste attività, diciamo, fuori classe, proprio perché si dicono così, perché vengono fatte fuori dall'orario scolastico, quindi gli appassionati proprio si fermano il pomeriggio, vengono lì e si danno da fare. Poi dobbiamo ringraziare anche degli esterni, abbiamo Fanny Card Formula che ci dà una mano annuale, che ci porta là delle autovetture, si pensi, ce le porta là tutte smontate, i ragazzi in laboratorio le ricompongono e poi possono effettuare anche delle prove su pista dell'autovettura stessa. È una sinergia proprio anche con il mondo del lavoro, dell'associazionismo e delle passioni sostanzialmente. Siamo dell'idea che la prima cosa per inserire questi ragazzi in azienda, oltre ad essere preparati, devono essere al passo con i tempi, quindi non possiamo fare le lezioni tradizionali sempre libro e non hai studiato, devi anche dare degli stimoli ai ragazzi, quindi devi essere partecipe e loro devono essere partecipi all'attività scolastica che viene fatta. Senta, ma nell'ambito dei motori, che è, diciamo, l'ambito in cui si concentra questo progetto, cosa sta cambiando? Che cosa vi porta in più anche nell'insegnamento, infatti, perché penso che dovete stare al passo con i cambiamenti delle aziende? Allora, noi nel centro di Noale siamo in 2 persone che seguono la parte tecnologica
della meccanica, oltre ad altri docenti che ci danno una mano, molto bravi, perché chi insegna matematica, chi insegna storia, siamo un team vero e proprio, dove si lavora proprio per portare i ragazzi verso la meccanica a livello storico, a livello matematico, perché è anche importante che un ragazzino un domani che si trova in un'azienda, se deve gestire un'azienda, una fattura, ricevere un cliente, saper fare oltre al meccanico di una volta, perché una volta il meccanico faceva esclusivamente il meccanico, aveva la segretaria, anche l'accettazione del cliente, ma saper fare due conti. Sono cose molto importanti e abbiamo un team di persone che ci dà una mano a svolgere questo. Noi facciamo anche corsi per automotoriparatori, quindi per i professionisti, e da là riusciamo a capire poi tramite l'azienda, riesce a capire cosa si vuole sul mercato, il tipo di preparazione, e in più facciamo dei corsi nostri personali che l'ENAIP ci fa fare, per aggiornarci, quindi tutte le novità che escono rispetto alle iniezioni, le accensioni elettroniche, le gestioni motori, i sistemi ABS e quant'altro, ci danno la possibilità di essere aggiornati, quindi certamente, portare qualcosa di nuovo in classe. Penso di grande complessità, perché è cambiato moltissimo nel mondo dell'auto, continua a cambiare in continuazione, insomma, sappiamo. Sì, bisogna tenersi al passo con i tempi. Certo è che è la passione che ti fa fare questo, nel senso che è un mestiere, come tutti i mestieri a mio avviso, uno li deve fare con tanta passione e grinta. Senta, qualche ragazza c'è che si occupa di motori? Io l'anno scorso ho diplomato una ragazza moldava, la Natalia, e essa aveva il sogno proprio di ritornare in Moldavia ed andare ad aprire un'officina. Una cosa bellissima, una ragazza appassionata, oltre ad avere un bel gruppo classe, perché avevamo proprio un gruppo classe affiatato ed è stata un'esperienza per me bellissima, quindi faccio i complimenti anche a questi ragazzi che vengono, si impegnano e si danno da fare. Ma forse per far conoscere anche alle famiglie, a questi ragazzi, un altro modo diverso di studiare, di approcciarsi con la vita, sarebbe bello proprio portarli in mezzo ad altri ragazzi che hanno fatto questa scelta. Sì, diciamo che loro, oltretutto anche nella nostra scuola, logicamente ci sono i stage aziendali, dove i ragazzi vanno a vedere realmente in officina se ciò che stanno studiando, ciò che stanno imparando li aggrada. Se è di loro gradimento, logicamente questa è una cosa molto importante. Noi facciamo solitamente, presentiamo il corso e glielo diciamo, dovete avere tanta passione, però hanno anche la possibilità di vedere le realtà che sfogliavamo prima di ragazzi che sono riusciti a sfondare, ragazzi che si sono aperti l'officina, piuttosto che altri ragazzi di altri settori che sono andati automaticamente ad aprirsi delle attività. Quindi penso che l'ente stia lavorando bene in questo senso. Si cerca sempre l'approccio con il mondo esterno, come dicevo prima, proprio per crescere e per dare qualcosa in più ai nostri allievi. I nostri allievi vedono fuori, vedono i compagni che sono arrivati alla fine del percorso in maniera positiva, vedono che sono lavoro, quindi un po' di stimolo penso ci sia anche da parte loro. Noi li troviamo appassionati. È bello, insomma, esercitare queste attività, tutto grazie al centro, ai colleghi, e alla segreteria, a tutti coloro che ci danno una mano, i direttori. Senta, come se l'è cavata il vostro go-kart? Il nostro go-kart, l'anno scorso io ero col team di Padova, è andato bene, diciamo, perché per noi oltre al kart non è solo la gara, sì, si va a fare una gara per arrivare primi, certo. Questo è teotonico, però diciamo per noi l'importante è che i ragazzi innanzitutto finiscano la gara, ma che siano coordinati, che riescano tra di loro a coordinarsi e a creare un team, perché là ci sarà... Però non mi dica che poi alla fine non si forma anche uno spirito di squadra della scuola che insomma vuole arrivare un po'... Sì, qualche coppa l'abbiamo presa anche noi, quindi siamo contenti, siamo ben contenti, però diciamo quello che noi vogliamo trasmettere ai ragazzi, certo, l'obiettivo è principale è che attraverso questa sfida devono imparare un sacco di cose che li mettono a confronto con i diversi ambiti poi non solo del mondo del lavoro ma della vita in generale, insomma, dall'amicizia, abbiamo detto prima, a lavorare in team, a mettersi in gioco, insomma è giusto che imparino tante componenti della vita. Abbiamo solo 30 secondi, vi state preparando per il prossimo anno? Sì, ci stiamo preparando con il prossimo anno, con un team anche di professionisti, se ci possono dare delle dritte, che è il Funny Team Formula Kart.
quindi loro li ringraziamo perché stanno venendo da noi, ci stanno dando delle dritte perché siamo ripartiti sempre da carte non funzionanti che i ragazzi vanno a mettere a posto. Vabbè, quindi c'è anche un recupero che è una cosa molto bella. È una cosa positiva, diciamo. Adesso con i ragazzi di Noale stiamo lavorando verso questo progetto, li vedo appassionati, speriamo che poi durino nel tempo e che si impegnino. Poi dopo averla vista in televisione senz'altro, adesso si impegneranno ancora di più. Benissimo. Grazie a lei e buona Alessandro serata. Callegari. Noi continuiamo questa puntata tra pochissimo, cambiando decisamente argomento, perché sarà con noi Antonio Bellò, che è un educatore ed un addestratore cinofilo che si occupa di cani particolari, sono i cani guida, tra pochissimo.